il senso a 100 anni da questa storia, perché di fatto noi dobbiamo e abbiamo il dovere di trasmetterla. Noi adulti abbiamo comunque una trasmissione che arriva dai nonni, arriva comunque dai familiari, da personaggi che conosciamo all'interno del nostro paese. In realtà i bambini devono averla attraverso questi scritti ed ecco perché ho presentato volentieri l'autrice di questo libro che si rivolge proprio alle elementari e ai bambini più piccoli. Coinvolge due persone, due cose fondamentali. Una è la storia di un militare che di fatto ha fatto la guerra e che non è più tornato. Dall'altro punto di vista il dolore dei familiari della mamma, per cui noi dobbiamo pensare che la famiglia tutta viene coinvolta nella guerra. Ecco perché dobbiamo imparare la storia per cercare che questo non accada mai più. Un libro che racconta ai più piccoli appunto la storia del Milite Ignoto, uno dei simboli nazionali. Questo libro vuole essere un seme per i bambini che lo leggeranno, un seme da coltivare col passare degli anni fino alla piena comprensione dei valori di questa storia. I bambini hanno bisogno di questo, hanno bisogno di figure positive che li aiutino nel loro cammino. Ricordo sempre che il Milite Ignoto, oltre ad insegnare ai bambini l'importanza della pace e la bellezza della pace, insegna loro anche a spendersi per gli altri. Il Milite Ignoto è un soldato che giovanissimo si è sacrificato nei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale per la nostra patria e proprio questo suo sacrificio invita i bambini già da subito a spendere un pochino del loro tempo per gli altri, per il loro paese e per la loro comunità. Chiaramente non è facile raccontare queste storie ai bambini, infatti ho dovuto ricercare un linguaggio semplice, pieno di punti, virgole, in modo da dare pause e spazio appunto alla loro immaginazione. Il libro ovviamente accanto ai testi accosta anche delle illustrazioni che favoriscono appunto la comprensione del libro stesso, realizzate da me. E quindi insomma spero che questa sia la chiave giusta per arrivare alla piena conoscenza di una storia nazionale importante come questa, che lancia un messaggio molto positivo ai bambini e quindi alle future generazioni.